Non basta al Castiglione giocare praticamente alla pari con il Follonia, alla fine arriva un'altra sconfitta, l'allenatore proprio della formazione di Castiglione Pescaia, Massimo Bracali, cosa ne pensi? Insomma, una gara tiratissima, però forse ancora manca qualcosa. No, vabbè, sono contento, i ragazzi hanno giocato bene alla fine, si è fatto un po' di errori, si è regalato 2 o 3 gol in fase difensiva e ci hanno punito subito a ogni sbavatura e la partita è andata anche verso lì. Noi abbiamo attaccato tanto, il secondo tempo penso che, non lo so, devo rivedere la partita, però abbiamo avuto diverse occasioni, credo, e siamo un po' imprecisi sotto porta. Questo credo che sia un problema che il Castiglione si porta avanti dall'inizio dell'anno, anche quando non c'ero io, e niente, cercheremo di migliorare sotto questo aspetto e speriamo che ci manca una vittoria per prendere un po' di fiducia e prendere un pochino le partite in maniera diversa. Il primo tempo non mi sono piaciuti un granché, un po' tesi, un po' contratti, credo sia dovuta un po' dalla situazione della classifica. Il secondo tempo ho visto una squadra sinceramente sciolta e che ha giocato forse meglio dell'avversario. È stata punita in un paio di occasioni, in contropiede, una palla da fermo che si poteva evitare benissimo, e quello è stato un po' il gol che ci ha tagliato le gambe. Quindi niente, c'è da lavorare, si sapeva, e arriveranno partite dove avremo un pochino più di fortuna, dai.